Dopo, sempre per il sociale, scusate se avevo saltato prima, noi pensiamo che la situazione attuale del sociale sia, vista la crisi economica, quante più aziende che stanno in sofferenza, quanti più licenziamenti, quante più famiglie stanno pagando caro questa situazione economica. Noi l'abbiamo detto l'anno scorso e lo ribadiamo con più forza quest'anno, a Portogallo, ma penso dappertutto, noi ci battiamo per Portogallo, nessuno deve essere dimenticato, lasciato indietro, disperso o quant'altro. Là fin dove possono altre iniziative, altre istituzioni che possono dare un aiuto a chi perde il posto di lavoro, va bene, e quindi per una prima fase un padre di famiglia può trovare anche una risposta. Successivamente il comune si deve adottare, applicare in sinergia con chi riterrà opportuno, perché nessuno deve andare in sofferenza, perché c'è gente, lo vediamo tutti i giorni, penso che non sia una novità quello che vi dirò, che c'è gente che perde il lavoro, non so come pagare l'affitto, non so come mandare i figli, eccetera, eccetera. Una delle nostre risorse che vogliamo, le nostre risorse di programma che vogliamo mettere con molta evidenza, è che il comune si faccia partecipe proprio di un'iniziativa di integrare o addirittura di dare un cosiddetto sussidio non all'infinito, in cambio ovviamente di questi disoccupati, di dare un contributo economico, in cambio questi disoccupati comunque prestano la loro opera a livello del comune per fare qualsiasi tipo di lavoro, e sono convinto che ce n'è volendo. Quindi nel sociale chiunque dovesse trovare un momento di profonda difficoltà, perché è abbastanza sotto gli occhi di tutti quello che stiamo vivendo, la prima cosa che fare è di garantire a queste persone che possono tentare ovviamente di risolvere la loro situazione, e noi li auguriamo nel migliore dei modi, però devono sapere che presso il comune, presso il sindaco o quant'altri, comunque presso l'amministrazione comunale, dovranno trovare sempre e comunque ascolto e possibilmente per risoluzione dei propri problemi che, ripeto, non possono essere infiniti, ma temporanei sì, perché non ci si può permettere che dei propri concittadini devono andare in sofferenza, e non solo il padre di famiglia, ma una famiglia nel collettivo. Non è il caso che noi possiamo permetterci il lusso nel 2010 di vedere situazioni di degrado sociale. Lei prima ha fatto un accenno al discorso appunto che ci sono alcuni cittadini che sono in difficoltà economica in questo periodo. Volevo sapere da lei se eventualmente lei farà parte della prossima amministrazione comunale, sarebbe disposto a dare questi aiuti economici da parte del comune non solo alle famiglie ma anche alle coppie di fatto? Io credo che guardo la persona, il soggetto, la persona, l'uomo, che poi l'uomo sia coppia di fatto o non sia coppia di fatto, a me interessa poco, molto poco. Nella sfera intima ognuno può fare quello che vuole, sia che sia coppia di fatto o no. Una cosa è invece se do un appartamento o una coppia di fatto rispetto a una coppia di sposi, è lì un discorso. Un'altra cosa è se uno che ha bisogno, che ha i suoi orientamenti di cui io non mi voglio pronunciare, però l'individuo, la persona, indipendentemente da quello che è le sue connotazioni, per me tutti hanno lo stesso diritto.